Nel corso della 7ª giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, il Comune di Selvazzano Dentro, in collaborazione con l'Associazione Ali di Vita e il patrocinio della provincia di Padova, promuove una serie di iniziative volte a sensibilizzare i giovani e la cittadinanza sul tema. A parlarne oggi sono stati l'assessore Giovanna Rossi, il vice sindaco Bruno Saponaro, la dottoressa Michela Pepe, psicologa clinica, psicoterapeuta perfezionata nei DCA e nella prevenzione e cura patologie adolescenti, il professor Filiberto Tartaglia, sociologo ed esperto nella comunicazione, Loredana Borgato, presidente dell'Associazione Ali di Vita, e la professoressa dell'Istituto Comprensivo 2 Selvazzano Dentro, Matilde Vindigni. Presentato in anteprima l'incontro che si svolgerà presso il centro civico Presca a San Domenico giovedì 15 marzo alle 20:45, dal titolo Le sirene ammaliatrici che circondano i nostri giovani. Nel corso della serata verrà poi presentato il progetto Ali di Vita e i giovani e distribuito un manuale per i disturbi del comportamento alimentare DCA. Il progetto è rivolto soprattutto agli studenti delle classi medie inferiori. Alcune classi dell'Istituto Comprensivo 2 verranno poi coinvolte dal progetto a partire dal 19 marzo con un primo incontro con 80 studenti nel quale verrà fornito proprio questo manuale. Infine l'associazione organizza anche un corso di formazione interattivo per educatori, insegnanti, allenatori sportivi e genitori sabato 24 marzo e sabato 14 aprile sempre al centro civico Presca. Vogliamo ricordare assieme, spiega il sindaco Enoch Soranzo, la 7ª giornata nazionale del fiocchetto lilla, simbolo della sensibilità verso le problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare DCA. L'associazione Ali di Vita, con le numerose iniziative organizzate nel territorio, offre alla cittadinanza la possibilità di conoscere a fondo questi disturbi che sono dei disagi profondi e che purtroppo spesso si trasformano in patologie di difficile cura. I disturbi del comportamento alimentare, aggiunge l'assessore Giovanna Rossi, sono subdoli e quando ci si accorge della loro presenza spesso è tardi. Ecco perché assieme all'associazione ci prodighiamo per sensibilizzare sull'argomento con tutte le realtà del territorio in modo da prevenire il più possibile tale fenomeno e nello stesso tempo supportare le famiglie di chi ha questo tipo di malattia. Svisce Marciano News, Selvazzano Dentro.